Buonasera a tutti voi e bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale in una giornata di Ferragosto affollatissima nelle località turistiche della nostra regione, ma anche in città, secondo l'assessore Bini, dal mare alla montagna si sono superate in quanto a presenze le già rosee previsioni di crescita rispetto al 2019. Spiagge affollatissime, montagne altrettanto vitali, eppure le città con i musei, Trieste in particolare, non hanno passato affatto una giornata assonnata. Il Ferragosto in Friuli Venezia Giulia, tra presenze turistiche vere e proprie e pendolari del weekend di Ferragosto, è stato caratterizzato da numeri importantissimi e l'aggettivo è usato da Sergio Bini, assessore regionale al turismo e alle attività produttive, che in giornata ha monitorato sul territorio i riscontri raffrontandoli a quelle che erano le già positive previsioni. Sia i ristoratori che i commercianti, fa sapere, hanno presentato numeri altissimi. Senza ombra di dubbio possiamo dire di aver superato il 2019 per quanto riguarda i numeri del Ferragosto e dei giorni contigui. In attesa di mettersi dunque alla scrivania e avere i numeri della giornata e di questo ponte di Ferragosto, i riscontri positivi sono arrivati un po' da ovunque, dal mare come dalla montagna, ma appunto anche le città non hanno sfigurato. Un Ferragosto insomma di grande mobilità, non solo grazie al ritorno degli stranieri, ma anche e soprattutto, grazie in questi giorni in particolare, agli italiani e ai friulani che hanno scelto di passare la giornata simbolo dell'estate fuori porta. Anche lo stesso colpo d'occhio in spiaggia e nei ristoranti delle località balneari oggi è stato evidente, sottolinea Bini da Lignano. Mai vista così tanta gente e la sensazione dunque è che il più 2% sul 2019 che si rilevava dalle proiezioni nei giorni scorsi possa essere stato addirittura superato. Nel culmine delle vacanze estive, Lignano comincia già a fare i conti con una stagione positiva, contrassegnata in particolare dal ritorno degli stranieri. Questa sera a Sabbiadoro i fuochi d'artificio, domani sera a Pineta con l'incendio del mare. Giorgio Ardito, presidente di società Lignano Pineta, direi un Ferragosto da sogno. Ma sì dai, insomma non è che una giornata fa tutta la stagione, ma questa è una stagione buona, è un'estate di nuovo, ecco, con tanto intrattenimento, con un po' di spensieratezza che magari nelle ultime 2 stagioni era mancata. Sono tornati molto gli stranieri e non solo gli austriaci e tedeschi, quest'anno abbiamo visto anche dalla Francia, dal Belgio, ma anche dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Olanda, insomma che effettivamente negli ultimi anni, anche prima del 2019 erano un po' mancati. E chiaro, non siamo mai rimasti fermi, abbiamo continuato a investire sia nel rinnovo delle strutture, delle attrezzature da spiaggia, dagli ombrelloni e dei lettini, ma anche nei servizi, e poi alla grande quest'anno tornano i fuochi d'artificio. Che verranno lanciati nel cielo domani sera. Eh sì, li avremo il 15 a Ferragosto, insomma, e a Sabbiadoro e il 16 qui a Pineta. In effetti i turisti sono venuti a frotte ed è bene così, finalmente Lignano, grazie anche a una battaglia pubblicitaria fatta dal comune e dall'autorità, è venuta moltissima gente, quindi abbiamo avuto un bel riscontro. Il parco termale ha avuto un successo incredibile, infatti dovevamo mantenere un certo livello di persone all'interno perché sennò le prenotazioni superano di gran lunga quello che possiamo offrire, ma è veramente uno spettacolo. Il parco termale effettivamente è una grande risorsa che va molto bene. E c'è anche invece chi più per necessità che per scelta è rimasto in città, ha scelto di passare qualche ora all'aria aperta al parco. Al Cormoro oggi si sono visti anche diversi ciclisti che si dirigevano al mare lungo l'Alpe Adria. Più una scelta obbligata perché comunque siamo in servizio e siamo stati costretti a non spostarci, diciamo. E avete approfittato per portare anche l'animaletto di casa? Sì, così stavamo tutti insieme e passavamo una giornata tutti quanti contenti, almeno si prova. Come vi siete organizzati? Solo per una passeggiata qua o siete stati qua proprio tutto il giorno? Abbiamo mangiato qui al bar accanto una grigliata mista e poi passeggiata con il gatto. Le ferie devono ancora arrivare o già fatte? No, abbiamo già dato a giugno. Ci sono molti ciclisti qui al Parco del Cormoro. You're here by bicycle? Yes. From where?
We are from Germany, not all the holiday, just 1 week. Okay. We are cycling the Alpe Adria way from Salzburg to Palmanova, Grado. Ferragosto in città, come mai qui? Come una scelta di necessità per lei? Per motivi familiari e niente, approfitto per fare una passeggiata nel verde, è un parco meraviglioso, quindi approfitto del sole e del verde di questa bella giornata. Di dov'è lei? Io sono delle Marche. Quindi conosce Udine da poco? Poco, sì, conosco. Come le sembra? È una bella città, accogliente, piena di verde. Sono abituata ai Ferragosto al mare, quindi decisamente un Ferragosto diverso. In questo caso obbligata, perché siamo appena rientrati dalle nostre ferie e quindi ci adattiamo a quello che ci offre la città. Abbiamo mangiato a casa, in famiglia, visto che è numerosa, così, tra di noi. E adesso partitella. Partitella digestivo. Signora, la vedo attrezzata per almeno un'ora di relax, un po' di sole? Oh sì, si sta benissimo nel parco del Cormor, benissimo, c'è tutto, ci si rilassa, si può camminare, ci sono bambini, cani, amo questo posto. Bene, e allora se lo godo. La possibilità di poter venire, sono venuta. Tra la scorsa notte e il pomeriggio di oggi, e siamo alla cronaca, sono scoppiati 2 nuovi incendi, poi domati nelle zone del Carso, un rogo nei pressi di Basovizza impegnato da ieri sera i vigili del fuoco per lo spegnimento fino alle prime ore di oggi e poi nel pomeriggio altre fiamme nel Bosco Farneto a Trieste, non distante dai quartieri di San Giovanni e San Luigi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, sul posto anche Protezione Civile, Corpo Forestale e Carabinieri. 2 i focolai, non è esclusa la pista Dolosa. Tra ieri sera e oggi poi ci sono stati degli interventi del soccorso alpino, vediamo. Una 31enne di San Vito al Tagliamento è rimasta ferita nella serata di ieri dopo un volo in parete mentre arrampicava dapprima di cordata nella falesia della Val Colvera. Stava risalendo una via assicurata dal basso quando ha perso la presa ed è caduta impattando contro la parete rocciosa per un volo di 4 metri bloccato dall'ultimo spit, chiodo resinato, presente lungo la via di salita. Con un trauma cranico e una ferita alla nuca è stata calata a terra da chi le reggeva la corda e poi raggiunta da 7 tecnici del soccorso alpino e dall'ambulanza che l'ha portata in ospedale. E nella tarda mattinata di oggi una 37enne di Trieste ha chiesto aiuto al soccorso alpino per un attacco di panico in cui è in corsa seguendo una variante di sentiero lungo la via degli Angeli da Sappada a Trieste. La donna era partita questa mattina da Piano d'Arte diretta al lago di Cavazzo, ma aveva intrapreso una bretella del cammino delle Pievi che costeggia il rio Velar. Qui si è ritrovata nella vegetazione più fitta con qualche albero a sbarrare il percorso, si è fatta suggestionare incorrendo in un attacco di panico. 3 soccorritori della stazione di Forniavoltri l'hanno raggiunta a piedi e accompagnata direttamente al lago di Cavazzo. L'aggiornamento sui dati Covid con 214 nuovi casi rilevati oggi in regione a fronte di 1524 test effettuati tra tamponi molecolari e test antigenici. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 230 pazienti in altri reparti, 2 le persone decedute con Covid, entrambe in provincia di Pordenone. Il comune di Pordenone si sta attrezzando con nuove armi per combattere le zanzare. Il loro proliferare sarà limitato dai pipistrelli e dall'utilizzo di particolari feromoni che mettono il fastidioso insetto in confusione sessuale. Il comune di Pordenone punta sui pipistrelli e sulla confusione sessuale per combattere il proliferare delle zanzare in città. Tali strumenti si affiancheranno ai normali trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie. Un problema, quello delle zanzare, che si è acutizzato proprio in questi giorni. Il fastidioso insetto, infatti, è il vettore principale per la trasmissione del virus della West Nile, manifestatosi nella città sul Noncello e in altre località del Friuli occidentale. Il 22 luglio abbiamo chiesto all'azienda sanitaria, spiega l'assessore all'ambiente di Pordenone, Monica Cairoli, se fosse necessaria un'azione adulticida per limitare il rischio di trasmissioni. Ci è stato risposto che non ci sono emergenze e quindi di non procedere perché il trattamento sarebbe troppo impattante.
Per limitare la proliferazione, il Comune ha pensato di affiancare ai normali trattamenti altre armi. Da una parte, il municipio ha contattato un'associazione che tutela i pipistrelli per posizionare nuove casette dove ospitare i chirotteri, nemici naturali delle zanzare. Dall'altra sta pensando di utilizzare particolari ferormoni. Questi, continua Cairoli, mettono in confusione gli insetti dal punto di vista sessuale, impedendo che il maschio e la femmina si accoppino e si riproducano. È una tecnica collaudata per entrambe le azioni, conclude, servono piani di attuazione molto puntuali. A Palmanova la stagione turistica da record nei numeri sarà chiusa dalla rievocazione seicentesca nel primo fine settimana di settembre. Ecco, la rievocazione di Palmanova di fatto quest'anno è la ciliegina su una torta fatta di tantissimi eventi di turismo e di grande successo di pubblico. Sì, quest'anno è stata un'estate particolarmente ricca e io devo ringraziare tutte le associazioni culturali di Palmanova che come sempre contribuiscono a rendere viva la città e a proporre eventi di qualità. Sono stati quasi una cinquantina, termineranno proprio con la rievocazione storica, gli appuntamenti da giugno fino ad ora e ovviamente c'è stata questa grande stagione di concerti, 7 grandi concerti che sono pensati per il grande pubblico, però anche serate minori, penso alla serata di San Lorenzo, la notte di San Lorenzo a vedere le stelle sul Baluardo Donato, c'erano quasi 400 persone. È un segno che io leggo positivamente, significa che le persone, i cittadini hanno piacere di stare insieme, di tornare a passare, a condividere del tempo e delle esperienze comuni e soprattutto vogliono stare bene e speriamo che Palmanova si identifichi proprio come una città dove si sta bene. Lo sport, dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, oggi l'Udinese si è ritrovata al Bruseschi per la preparazione in vista della seconda gara di campionato, la prima casalinga sabato prossimo contro la Salernitana che ieri ha ceduto di misura alla Roma. Si è lavorato soprattutto sui movimenti della difesa e si attende che dall'infermeria arrivino buone notizie per Arslan e Yaya Lopedina che potrebbero essere utili per la mediana. Anche con la Salernitana l'Udinese sabato giocherà in anticipo alle 18:30, questa sera appuntamento speciale di Bianconero XXL in diretta dal Tenda Bar di Lignano Sabbiadoro. A 42 anni Anna Incerti ha corso oggi la sua ultima maratona in azzurro da atleta professionista, l'ha fatto agli europei di Monaco. La campionessa europea di maratona nel 2010 a Barcellona è stata accompagnata in questa sua ultima fatica da un folto gruppo di tifosi che l'ha seguita dal Friuli. 20 anni in azzurro, una carriera lunghissima, tanti successi. Anna Incerti, campionessa europea di maratona nel 2010 a Barcellona, ha chiuso proprio con gli europei oggi il suo cammino da professionista, partecipando alla maratona della competizione continentale di atletica leggera e classificandosi 40esima. 42 anni compiuti a gennaio, la Incerti, siciliana e friulana d'adozione, ha regalato ai suoi tifosi un'altra grande emozione dopo 3 Olimpiadi, un oro ai Giochi del Mediterraneo e altri 3 titoli europei a squadre. Per l'occasione oggi un folto gruppo di supporter dal Friuli, capitanato dal marito Stefano Scaini e dalla figlia Martina, l'ha seguita a Monaco facendo un calorosissimo tifo per lei. Ha chiuso in 2 ore 44 e 15, ma soprattutto con tante emozioni nel cuore. Ecco il suo messaggio. Oggi, in occasione dei campionati europei a Monaco, si è conclusa l'ultima delle mie fatiche. Ho tenuto duro, è stata una maratona difficilissima, ma appunto questo sport mi ha insegnato a tener duro, saper stringere i denti e saper soffrire. Ce l'ho fatta, ho tagliato il traguardo e sono contentissima per questi 20 anni bellissimi in maglia azzurra. Volevo ringraziare i miei amici e parenti che da Udine sono venuti a sostenermi per questa mia ultima maratona. Grazie Friuli. Ciao a tutti, ci vediamo presto.
E ora andiamo a Paluzzo, dove in questo weekend di Ferragosto è andata in scena l'edizione numero 36 del Palio da Schiarogiules, che è stato vinto per la 17ª volta dalla Contrada di Somaville. L'ultima volta l'aveva fatto nel 2017. Con questa affermazione Somaville riporta nel comune di Paluzza il vessillo del Palio dopo la breve permanenza nel comune di Trepoli Gosullo, grazie alla vittoria di Liusul Tausie nell'edizione 2019. Somaville ha preceduto le contrade di Liusul Tausie e del Granducato di Casali Sega. Al termine della sfida i componenti della contrada vincitrice sono stati accolti dai contradaioli per festeggiare. I protagonisti di giornata: Patrick Di Centa, Enrico Tortul, Federico Rovere e Giuseppe Della Mea. Ed ora è il momento di vedere che tempo farà, le previsioni del tempo dunque con il nostro meteorologo Antonino Renda. Vediamo. Buonasera a tutti. La mappa in quota è quella provvista per la prossima notte e mostra dell'area più umida di origine atlantica, che ci interessa con delle instabilità. Quindi nelle prossime ore è lecito attendersi della nuvolosità e anche qualche pioggia o locale temporale in regione, localmente anche di forte intensità, specie tra l'area prealpina e quella pianeggiante. Nonostante i fenomeni non interesseranno tutte le zone. Successivamente avremo un graduale aumento della pressione atmosferica con un nuovo miglioramento del tempo, ma passiamo alle previsioni per domani, martedì, giornata nelle quali avremo ampie schiarite, anche se nelle primissime ore del mattino avremo dei residui annuvolamenti e qualche residuo precipitazione, specie a est e sulla fascia costiera. Poi nel corso della giornata schiarite anche ampie e cielo da poco nuvoloso a localmente parzialmente nuvoloso, con delle instabilità tra tardo pomeriggio e sera, specie sulla fascia montuosa. In pianura non è da escludere qualche isolato rovescio o breve temporale durante la serata. Le temperature saranno stazionarie e un lieve aumento, con caldo a tratti afoso, specie nel pomeriggio. Passiamo ora alla tendenza per mercoledì, guardando il quadro in quota a 5.000 metri. L'alta pressione torna a farsi vedere e sentire con quei colori via via più tendenti al rosso sul nostro stivale, anche se a ovest si prepara una saccatura atlantica fra l'Inghilterra e la Francia, con colori tendenti al giallo, un peggioramento del tempo che ci interesserà tra la seconda parte di giovedì e venerdì. Se il fronte giungerà puntuale su di noi, allora avremo finalmente delle belle piogge abbondanti e diffuse su gran parte della nostra regione. Piogge fondamentali e utilissime in questo periodo di forte carenza di precipitazioni. Guardiamo intanto le previsioni per mercoledì. Sarà una giornata discreta con cielo sereno o poco nuvoloso, ma con qualche annuvolamento di passaggio e dell'instabilità sulla fascia montuosa tra pomeriggio e sera, con qualche isolato temporale. Qualcuno di questi fenomeni potrà interessare parte dell'alta pianura verso sera, ma poche saranno le aree interessate da questi fenomeni. Farà piuttosto caldo, un caldo afoso specie nel pomeriggio. Nei prossimi appuntamenti seguiremo il percorso della saccatura atlantica che potrà giungere fra giovedì e venerdì. Intanto buona serata a tutti. E con il nostro telegiornale per questa sera ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.